essere. Aggredito e accoltellato alla gola da un gruppo di giovani, un 18enne trevigiano è ricoverato in prognosi riservata al Cafoncello, successo nella notte nel giardino sotto le storiche mura della città, indaga la polizia. Tantissime persone stamane per l'ultimo saluto ad Enrico Fagioni, il 39enne assassinato una settimana fa a Trissino, in forma riservata le esequie dell'omicida. Riaprono i mini market in via Trento a Mestre, chiusi dopo la maxi retata della polizia, chiusura anticipata alle 18, gli altri commercianti, lo spaccio si è spostato a Jesolo. Continua la polemica sul decreto dignità dopo le critiche di industriali ed artigiani, allarme alla Stiga di Castelfranco, costretti a non confermare 160 dipendenti. Via libera al nuovo stadio di Padova, il comune ha dato l'ok al calcio Padova per il nuovo impianto sportivo, entro Natale il piano finanziario. Continua l'estate cafona, a Venezia invasa dai turisti, sui social un nuovo video di due turisti francesi che fanno il bagno in bacino San Marco e vengono rimproverati da un gondoliere. È durata poco la tregua al caldo torrido di questi giorni e per il fine settimana ci attendono ancora temperature molto elevate ed afa, qualche temporale solo in montagna. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri TG. In primo piano la cronaca da Treviso con l'accoltellamento di un 18enne lungo le mura a Treviso e caccia ai responsabili, forse una banda di giovani, ma il movente non è ancora chiaro. Sentiamo. Dopo la serata di lavoro agli stand di suoni di marca stavano rientrando a casa quando nel parco Mazzotti, ai piedi delle mura, hanno trovato un ragazzo riverso a terra con un coltello conficcato nel collo. Vivo, cosciente, tanto da estrarre da solo dalla gola la lama da 12 centimetri prima dell'arrivo sul posto dell'ambulanza, del SUEM 118 e della polizia. Il giovane, un 18enne nato a Castelfranco Veneto, non era in grado di parlare, ricoverato nella notte in pericolo di vita, è stato sottoposto al Cafoncello a un delicato intervento chirurgico e le sue condizioni si sono poi stabilizzate. Gli investigatori della squadra mobile stanno cercando di risalire ai responsabili del ferimento, di fatto un tentato omicidio. È probabile che ad aggredire il ragazzo sia stato un gruppetto di persone. L'arma, un coltello da cucina. Se lo scopo fosse una rapina non è facile dirlo. Il portafoglio ce l'aveva ancora con sé, ma soldi all'interno non ce n'erano. La sua testimonianza sarà fondamentale. Gli inquirenti lo sentiranno appena i medici daranno il via libera. È stato un episodio isolato, anche perché ci tengo a sottolineare che in tutte queste serate del Festival Suoni di Marca non c'è stato nessun episodio di disordine o di violenza. Adesso la questura, le forze dell'ordine stanno facendo le indagini e spero che quanto prima chiudano il cerchio e i responsabili vengano puniti. Non credo che sia da considerare un fenomeno radicato in quel luogo, ma è stato un episodio veramente singolo che purtroppo ha caratterizzato in negativo quella serata. Un episodio che segue di poche ore la rissa tra stranieri avvenuta sempre lungo le mura mercoledì sera, quando alcuni giovani gambiani che ascoltavano la musica sono stati presi di mira da 3 sconosciuti, anche loro stranieri, tanto che uno è finito nel canale. Episodi per il sindaco, ma le opposizioni attaccano. Vorrei sapere che genere e qualità di controlli ha predisposto per Suoni di Marca l'amministrazione, si chiede l'ex vice sindaco Roberto Grigoletto. Era stata annunciata grande protezione, mi pare che alle parole comincino a seguire i non fatti. Per Conte invece le forze dell'ordine stanno dando il massimo. Ci tengo a ringraziarle, da partire dalla polizia locale e poi questura, carabinieri, guardia di finanza, perché stanno facendo veramente un grande lavoro per garantire la sicurezza dei nostri cittadini e del nostro territorio. Ancora cronaca dalla provincia di Verona, un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Casteldazzano. La vittima era in sella ad uno scooter che per causa in corso di accertamento da parte della polizia stradale si è scontrato con un camion. Il motociclista purtroppo è morto all'istante, il conducente del mezzo pesante è stato trasportato all'ospedale. In tanti oggi a Trissino per l'ultimo saluto ad Enrico Fagion, il 39enne assassinato una settimana fa dall'omicida che poi si è tolto la vita. Sentiamo.
Oggi è stato il giorno del dolore e, come annunciato dal parroco Don Lucio Mozzo, il giorno del silenzio. Nessuno ancora una volta ha voluto parlare, ma in tanti hanno riempito la chiesa parrocchiale per dare l'ultimo saluto ad Enrico Fagion, il 39enne ucciso una settimana fa con 5 colpi d'arma da fuoco da Giancarlo Rigon, 59enne, trovato senza vita nella sua auto a pochi chilometri dal luogo dell'omicidio. Fiori colorati sulla bara di Enrico e le parole del parroco Don Lucio a dare conforto a mamma Ombretta e alle sorelle del 39enne e alla fidanzata con cui da qualche tempo viveva nel Veronese e con la quale sarebbe dovuto convolare a nozze tra una settimana. Gesù ci insegna che non bisogna mai cedere alla voglia di vendetta, ha detto Don Mozzo durante l'omelia, perché se la rabbia e il desiderio di rivalsa sono sentimenti inevitabili del nostro essere uomini. Un saluto speciale ad Enrico Fagione è stato dato dai suoi compagni di basket, sul feretro la canotta numero 5 e il ricordo delle risate e dei momenti trascorsi assieme tra parquet e spogliatoio. Un dolore composto, quello dell'intera comunità di Trissino, ancora sotto shock per una tragedia difficile da spiegare. Restiamo a Trissino per tornare a parlare della vicenda Miteni e dell'inquinamento, perché è stato trovato un nuovo inquinante, il C604, nei pozzi dell'acqua intorno all'azienda. Trissino, non c'è pace per i comitati no FAS. Trovato infatti nei pozzi della Miteni un nuovo inquinante, il C604. A denunciarne la presenza è stata la stessa azienda, confermata poi anche dalle analisi di ARPAV e diventata di dominio pubblico con la riunione del comitato tecnico regionale istituito a Palazzo Balbi. Dopo i FAS e il Genix, ora il C604. Quest'ultimo è un inquinante cosiddetto emergente, potenzialmente pericoloso, di cui ancora non si conoscono gli effetti sulla salute, per il quale non esistono limiti di legge e serve alla impermeabilizzazione, come ad esempio le scioline degli sci, da qui la decisione di un nuovo stop all'impianto. Riaprono i mini market di via Trento a Mestre, chiusi dopo la maxi retata della polizia, chiusura anticipata alle 18. Intanto gli altri commercianti dicono qui lo spaccio non tornerà, ora si è spostato a Jesolo. Sentiamo. Riapriranno la prossima settimana i negozi al centro dell'inchiesta dello spaccio di droga lungo la stazione dei treni di Mestre. Dopo la grande retata del 10 luglio scorso, il nuovo provvedimento del questore ne prevede però la chiusura anticipata alle 18 e non più alle 20 come prima del blitz. Il perché è presto detto. I 3 negozi erano meta di ritrovo dei pusher, specie durante le ore serali e notturne. Notizia che oggi viene accolta così dai negozianti nigeriani vicini a quelli interessati dal provvedimento e facenti parte dell'associazione Zero Degrado. Cosa succederà qui, posto che rimarrà così come adesso, come è pulito, non c'è nessuno casino, non c'è qualcuno che è fermo lì a spacciare. Poi altre cose, speriamo che tra poco aprono i negozi che sono stati colpiti da questa cosa. Dovranno aprire verso i 10 o 11, uno di questi 2 giorni. Vincent vive in Italia da 13 anni, racconta di come ora, dopo il blitz, la gente, italiani compresi, sia tornata a fare acquisti nel suo negozio. Prima si viveva nell'incubo, dice. Qui non si venivano più nessuno perché le persone avevano paura di venire a comprarsi, anche i turisti, i clienti, mentre passeggiavano, venivano molestati, i residenti sono stati chiusi nelle loro case, sono diventati anche prigionieri. Oggi vediamo i bambini, le famiglie, i parenti che camminano con i bambini in mano. Questo non succedeva 2 mesi fa. A fargli eco Francisca Igbinosu, definita la mami della comunità nigeriana. Lei, che ha sempre denunciato gli spacciatori, dagli stessi è stata più volte minacciata di morte. Lui ha usato bottiglie per dirmi: vai tuo negozio brutto vecchia, tanti vieni a insultarmi. Senti, ma adesso che i negozi riapriranno tu non hai paura? Anche prima io non ho paura. Prima io non ho paura. Adesso no, perché la polizia ha fatto buon lavoro qui. Io non ho paura. Qui tutti tra residenti e negozianti sono contenti della maxi retata, anche se però, dicono, ora il problema si è spostato lungo l'asse Marghera, San Donà e Jesolo, dove si verificano le stesse violente risse e aggressioni.
Ogni tanto c'era sangue dappertutto, l'ambulanza che intervengono. Non era una cosa che i bambini dovevano vedere. A processo dopo regolamento di conti in azienda avvenuto nella zona industriale di Bagnoli di Sopra il 23 settembre scorso. Sotto i colpi di pistola sparati all'interno della fabbrica morì un giovane calabrese, gravemente ferito un ex dipendente. 31 ottobre 2018, Tribunale di Padova, rito abbreviato. A rispondere dell'accusa di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e tentato omicidio sarà Benedetto Allia, giovane imprenditore di origine siciliana, titolare della LB di Bagnoli, teatro il 23 settembre di un fatto di sangue senza precedenti nel piccolo comune della Bassa Padovana. 10:30 di un caldo sabato mattina. In azienda si presenta la vittima, Francesco Mazzei, 38 anni, di Crotone, con lui Yassine Lem Faddel, 29 anni, marocchino, dipendente della LB fino a poche ore prima. Dalle parole si passa alle mani. L'imprenditore a quel punto si sarebbe sentito minacciato e sarebbero partiti 4 colpi di pistola. Uno avrebbe ucciso Mazzei, l'altro gravemente ferito l'ex dipendente, che dall'azienda riesce a fuggire crollando nel parcheggio di una vicina stazione di servizio. Una litigata per motivi di lavoro, ma le indagini sulle attività dell'azienda non sono ancora finite e al processo si cercherà di fare piena luce. I poliziotti li hanno bloccati in un autogrill a Treviso mentre stavano prendendo un caffè. Sono stati così arrestati un 58enne di Catania ed un 56enne di Bassano del Grappa, accusati in concorso di trasporto di 1000 kg di hashish. Le indagini sono state condotte dalla squadra mobile di Palermo e di Treviso. Lo scorso 29 giugno gli agenti di polizia hanno notato i 2 camionisti che stavano scaricando 25 sacchi contenenti hashish nei pressi di Partinico in Sicilia. La droga è stata caricata su un furgone. Da quel momento è iniziata un'attività di indagine per cercare di risalire ai fornitori. Nel frattempo i termini per l'arresto in flagranza erano trascorsi. Adesso con il provvedimento del GIP è stato possibile bloccare i 2 autotrasportatori mentre appunto prendevano un caffè all'autogrill di Treviso. Ed ora torniamo a parlare delle polemiche scoppiate sul decreto dignità. Dopo le critiche di industriali ed artigiani, allarme alla Stiga di Castelfranco, costretti a non confermare 160 dipendenti. Sentiamo. Il decreto dignità prima di tutto penalizzerà purtroppo alcuni dei nostri lavoratori, 150-160 operai che noi abbiamo la necessità di assumere con contratti a termine ogni anno durante il nostro picco stagionale, che a partire dalla prossima stagione, cioè a partire da ottobre-novembre, non potranno più trovare un posto di lavoro presso Stiga. Il direttore risorse umane della Stiga, la nota società che produce rasa erba e attrezzi per giardinaggio, non usa giri di parole per ribadire il malumore e la preoccupazione che attanaglia da tempo l'imprenditoria del Nord-Est per colpa del decreto dignità. La Stiga ad oggi riesce ad essere competitiva grazie a 150 lavoratori a termine e a 550 lavoratori a tempo indeterminato, tutti indispensabili per mantenere alta la competitività dell'impresa. Al momento, secondo quella che è la dicitura del decreto dignità, noi saremmo banalmente costretti a cambiare ogni anno questa manodopera che abbiamo la necessità di utilizzare nel picco, ogni anno qualcuno di nuovo, ogni anno 150-160 lavoratori nuovi, facendo perdere a quelli che ciclicamente tornano da noi un'opportunità lavorativa. Secondo, quanto può andare avanti un modello di questo genere? Per quanti anni io posso trovare ogni anno in picco stagionale 150-160 lavoratori completamente nuovi da utilizzare? Secondo l'azienda, con il decreto dignità anche i lavoratori a tempo indeterminato rischiano seriamente il posto. Non solo i 150 lavoratori a termine, ma tutti gli addetti, compresi quelli a tempo indeterminato, 400 persone circa in produzione, più altri 250 amministrativi. Per la Stiga gli effetti della stretta sui rinnovi dei contratti a tempo determinato imposta dal decreto dignità potrebbe indurre l'azienda a spostare le sedi all'estero, tanto da convincere la multinazionale a trasferire l'attività altrove, magari negli altri stabilimenti in Cina o in Slovacchia.
Noi abbiamo già stabilimenti produttivi in Slovacchia ed in Cina. Purtroppo, lo ripeto, il rischio maggiore lo corrono i bravissimi lavoratori che abbiamo qui, non soltanto nell'immediato, come abbiamo detto, i 150-160 lavoratori a termine, ma nel medio termine a correre il rischio sono purtroppo le altre 400 maestranze di grande valore che noi vogliamo tutelare, che oggi fanno produzione qui a Castelfranco Veneto e producono i migliori trattorini per il taglio dell'erba in Europa. Linea alla regia ora per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in studio con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Grazie ad un emendamento del decreto mille proroghe presentato dalla Lega sono stati sbloccati i contributi per le emittenti locali fermi da 3 anni. Sentiamo l'intervista al capogruppo della Lega in Senato, Massimiliano Romeo. Senatore Romeo, in un momento in cui i partiti si contendono la RAI, conforta l'ok della Commissione Affari Costituzionali, che in fondo riconosce il ruolo sempre più determinante delle televisioni locali. Sì, non solo la Commissione, ma è arrivato anche il voto in aula da parte del Senato, quindi questa è un'altra bella notizia. Un'attenzione in particolare alle televisioni locali, al territorio, ai tanti posti di lavoro che senza questa norma sarebbero stati a rischio. Lei si è detto orgoglioso di aver contribuito con l'emendamento della Lega a sostenere un settore che vanta 5.000 occupati. È una consapevolezza unanime sull'importanza delle televisioni private o c'è chi teme la concorrenza, la loro concorrenza? No, si parla spesso e tanto e volentieri di pluralismo dell'informazione. Però poi in concreto si fa poco o nulla per aiutare le televisioni private e locali, che ripeto sono quelle molto vicine al territorio e che naturalmente comprendono anche un numero molto elevato. Lei ha citato 5.000 lavoratori e quindi è proprio per questo motivo che non basta parlare di pluralismo, ma bisogna anche in modo concreto andare a dare delle risorse che per onestà intellettuale erano già state messe a disposizione in precedenza, ma che avevano ovviamente bisogno di questa norma per far sì che venissero sbloccate. Quindi noi ci riteniamo assolutamente soddisfatti, è la strada giusta per andare avanti, quindi non solo occuparsi della RAI, ma occuparsi anche di quelle che sono le realtà locali. Notte di paura a Padova per i residenti in via Altinate, scoperta una vecchia cisterna con 10.000 litri di gasolio. Sentiamo. Un odore insopportabile in piena notte, serata da dimenticare per i residenti di via Altinate che si sentivano quasi soffocare da una sostanza che aveva reso l'aria irrespirabile. Numerose le telefonate al centralino dei vigili del fuoco che intorno a mezzanotte hanno iniziato a passare al setaccio la zona alla ricerca della causa. Le verifiche hanno permesso di individuarne l'origine. In un sotterraneo che serviva a diverse abitazioni, i pompieri hanno trovato una vecchia cisterna in cemento in disuso e dimenticata che conteneva ancora 10.000 litri di gasolio e che in quel momento perdeva. Il liquido infiammabile fuoriusciva dalle pareti, da qui l'odore. Un'operazione delicata, quella di messa in sicurezza. Da Mestre è partito il nucleo NBCR, nucleare, biologico, chimico e radiologico, per dare manforte ai colleghi sul posto. Un lavoro durato fino all'alba. I vigili del fuoco hanno aspirato il liquido che poi è stato sigillato in fusti, trasportati su un camion per essere smaltiti. Eseguito l'intervento in urgenza, nei prossimi giorni la cisterna sarà sistemata definitivamente. E restiamo a Padova, un nuovo stadio, forse anche un'arena per la musica. Tra qualche anno Padova Ovest potrebbe cambiare totalmente volto. Il servizio. Come amministrazione comunale sai che finché non viene messa la prima pietra purtroppo bisogna stare con i piedi per terra, però siamo a un passo importante. Per ora c'è solo il rendering, come si dice oggi, vale a dire una sorta di immagine fotografica realizzata col computer, ma il progetto per il nuovo stadio di Padova, secondo il comune e la società, è già ben avviato e potrebbe vedere la luce in pochi anni. 16.500 posti a sedere per un costo tra i 60 e i 70 milioni di euro, con possibile conclusione dei lavori per la stagione 2021-2022.
2022. Mi pare già un annetto che ci stiamo parlando, ragionando attorno a questo progetto, per cui diciamo un'idea di massima c'è su quello che potrebbero essere i costi e i ricavi. Adesso però dobbiamo formalizzarli, perché un conto che una persona mi dica sì, io ci sono, è un conto che me lo scriva su un pezzo di carta e me lo firmi. Ecco, per cui diciamo, questo adesso quando dico passiamo nella seconda fase, è quello di cominciare a mettere assieme i numeri, le persone con degli impegni ben precisi. Dopo neanche 30 anni di attività il vecchio stadio Euganeo potrebbe presto essere demolito per lasciare il posto a ciò che viene definito una piastra sportiva polifunzionale, diversi campi da calcio e un centro di medicina sportiva aperti ai padovani, il settore giovanile del calcio Padova, un ristorante, un albergo e altro ancora, ma a Padova Est potrebbe sorgere anche un'arena della musica. Qui stiamo discutendo di aree comunali, con investimenti di privati su aree comunali, quindi c'è una strada sicuramente da seguire, che ce l'ha detta le norme attuative del nostro comune, ma sono aree nostre, quindi possiamo disporne come e quando vogliamo. I cantieri dell'Euganeo potrebbero aprirsi nel maggio del 2020 con l'abbattimento della tribuna nord e di una parte della tribuna ovest. Il Padova potrebbe continuare così a disputare qui gli incontri casalinghi. La seconda annata porterebbe alla conclusione dei lavori. A Venezia ora un altro tuffo cafone in bacino di San Marco, questa volta non da ragazzini ma da parte di due maturi turisti francesi che sono stati redarguiti da un gondoliere ed il video è diventato virale. Vediamo. Buongiorno signore! Buongiorno! Buongiorno, lo sa che in piazza San Marco a Venezia? Et français? Vous connaissez que vous êtes en place Saint-Marco? Le corazon de Venise, la part plus belle, la plus jolie, la plus importante, la part plus historique de Venise. Et qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites? Et partout le monde fait chaud. Et alors? Merci, merci. Et viva la France! Difficili da equivocare per i parlanti in qualsiasi lingua occidentale le poche frasi scandite in un simpatico esperanto dal gondoliere autore di questo filmato, rapidamente diventato virale sui social. L'episodio risale a un paio di giorni fa, durante il picco massimo dell'ondata eccezionale di calore che ha dato alla testa a più di qualcuno. Anche se i turisti cafoni non hanno bisogno di un motivo per esibirsi nelle loro prodezze, come dimostrato dai numerosi episodi susseguitisi quest'estate anche in giornate più miti. Inevitabile il diluvio di polemiche scatenate in rete dai veneziani, la maggior parte dei quali si domanda dove fossero i vigili urbani, che, va detto a loro discolpa, non possono certo essere onnipresenti. Erano tutti a Sant'Erasmo, replica ironico un altro commentatore, con riferimento al discusso blitz per controllare assicurazioni e revisioni delle auto nella remota isola della Laguna. È durata poco la tregua al caldo torrido di questi giorni e per il fine settimana da bollino nero sulle strade ci attendono ancora temperature molto elevate e afa. 35 gradi la massima oggi a Mogliano e Ponte di Piave, 34,8 a Treviso, 34 a Castelfranco, 33 gradi e mezzo a Vittorio Veneto. È durata poco la tregua al caldo africano e la Marca è destinata a soffrire anche nei prossimi giorni con temperature massime ancora molto elevate di 5 anche 6 gradi superiori alle medie del periodo e così il primo weekend d'agosto da bollino nero sulle strade per le località di vacanza sarà bollente non solo per il traffico ma anche per il meteo. Qualche temporale, anche localmente di forte intensità, sarà possibile in montagna. Prevediamo un po' su tutta la nostra regione, per sabato e per domenica cielo in prevalenza sereno, nelle prime ore del mattino può darsi una velatura per l'umidità e poi un'attività cumuliforme durante il pomeriggio, non dovrebbero esserci altri fenomeni e così anche per l'inizio della prossima settimana, diciamo dopo metà della prossima settimana l'anticiclone dovrebbe cedere in modo più deciso e quindi dovremo avere un peggioramento che poi si concretizzerà probabilmente in qualche temporale verso la prossima, quest'altra fine settimana. È tutto dunque, ci salutiamo come sempre con il dettaglio delle previsioni del tempo per la giornata di domani con il meteo. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Alta pressione e dunque bel tempo, ma con qualche temporale sul Triveneto. Vediamo il dettaglio.
Sul Veneto sarà ampiamente soleggiato, sarà dunque una splendida giornata all'insegna del sole un po' su tutti i settori. Al pomeriggio, tuttavia, si accenderà l'instabilità sulle Alpi con qualche temporale localmente fin verso le pianure. Temperature minime tra 20 e 24 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 31 e 35 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli, Venezia e Giulia. Poche novità, situazione molto simile con qualche pioggia al pomeriggio sui rilievi alpini. Ampio soleggiamento invece altrove, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Temperature minime tra 21 e 23 gradi, valori massimi piuttosto caldi, compresi tra 33 e 36 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, con tanto sole al mattino e con accesa instabilità dal pomeriggio, con temporali piuttosto frequenti, possibili un po' su tutta la nostra regione, localmente anche di moderata intensità. Temperature minime intorno ai 21 gradi, valori massimi compresi invece tra 33 e 36 gradi circa. È tutto. Un saluto dal Meteo di Antenna 3.